Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Signore e signori, gentili ospiti, autorità, buon pomeriggio e benvenuti alla 54esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Un caloroso saluto a voi che siete qui presenti e a tutti quelli che ci stanno guardando in diretta. La manifestazione è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto, Assessorato alla Cultura, e realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso, il concorso Feniarco, Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali, ASAC, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali per il Veneto, Sezione Coro ANA di Vittorio Veneto. Un ringraziamento speciale va inoltre a Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi San Biagio, che anche quest'anno ha sostenuto il concorso di Vittorio Veneto, e al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, che rende possibile la trasmissione in diretta web sui canali social del Comune e del Consorzio del Prosecco e del concorso corale. Qui presente in sala ringraziamo il direttore artistico, maestro Carlo Berlese, la giuria del concorso composta dal maestro Andrea Figallo, il maestro Luca Scaccabarozzi, il maestro Vladimiro Vagnetti, il maestro Matteo Valbusa. Passiamo ora alla competizione per la prima categoria in gara, categoria A, polifonia sacra a cappella, originale d'autore, cori di voci bianche. Il primo coro ad esibirsi sarà la corale di Mazzorno Destro, taglio di Po Rovigo, voci miste. Il direttore Marco Finotti. Il progetto programma presentato è Tutto è compiuto. Eseguiranno di Finotti O Sacrum Convivium, di Lotti Ecce Panis Angelorum, di Arcadelt Ave Maria, Gabrieli Alleluia, Handel Cantate Domino. Buon ascolto.
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Proseguiamo ora con il secondo coro, il gruppo vocale 900 femminile di San Bonifacio, Verona, voci femminili. Direttore Maurizio Sacquegna. Il programma ha il titolo Sub Tuum Presidium, 3 forme di devozione mariana e riminiscenza dell'antico. Eseguiranno Gabriel Arcangelus di Guerrero, Sub Tuum Presidium, Lanaro, Ave Maristella, Ugalde. Buon ascolto. Comunico che il mottetto di Guerrero sarà eseguito mezzo tono sopra rispetto alla partitura.
Comunico che il brano L'inno di Eva Ugalde sarà eseguito mezzo tono sopra. Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Proseguiamo ora con il terzo coro, i piccoli cantori delle colline di Brianza, la Valletta Brianza-Lecco, voci bianche. Direttore Flora Anna Spreafico. Programma Omaggio a Maria nei secoli. Canteranno canto gregoriano Salve Mater Misericordie, di Monteverdi l'Ave Maria. Fauré
Maria, Mater Grazie. Rampi, sei Madre del Signore. Filippi, Ave Maris Stella. Buon ascolto. Eseguiremo l'Ave Maria a mezzo tono sopra. Grazie
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Concludiamo questa categoria con il coro Sibi Consoni, Accademia Vocale di Genova, voci miste. Direttore Roberta Paganinfo. Programma Nunc Dimittis. Eseguiranno Salva Nos di Piovano, Nunc Dimittis di Giovanni da Pelestrina, Holst e Luca Zemski. Buon ascolto.
Adesso lasciamo un po' di tempo alla giuria per deliberare il vincitore di questa categoria e dopo vi comunicheremo il vincitore della prima categoria di questo concorso. La diretta streaming si conclude qui, ma nei canali social verrà comunicato il vincitore della prima categoria. Per la diretta ci rivediamo questa sera alle ore 20:30 al Teatro da Ponte. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.